Va ora in onda Potere al Popolo. Vedete? Pirulì, pirulà e siamo tornati in diretta, 3 minuti dopo le 11, ancora buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo in versione short, solo 30 minuti ma fitti di belle cose, poi alle 11.30 arriva la Lega Liguria. Ultima notizia su Repubblica, Russia ha trovato in fiamme l'aereo con oltre 40 persone che era scomparso dai radar, nessun sopravvissuto, questa è l'apertura del sito elettronico di Repubblica, mentre il Corriere è ancora sulla novità che riguarda chi volerà in futuro, niente limite ai liquidi nel bagaglio a mano. L'Unione Europea va verso il via libera, ma attenzione, c'è tempo, non da domani. Interessante, su Repubblica, nella versione cartacea, ma anche nella versione elettronica, l'intervista a, non lo immaginereste mai, Gerry Scotti, che ci stiamo assorbendo su Canale 5, questa novità incredibile al posto di Striscia la Notizia, cosa mai accaduta, staremo a vedere a settembre se rimarrà ancora al posto di Striscia la Notizia. Bene, con grande successo, Gerry Scotti intervistato su Repubblica, che dichiara: a 70 anni la ruota gira per me, e che aggiunge: a Pier Silvio direi di lasciar perdere la politica. Gerry Scotti oggi sul quotidiano Repubblica, mentre noi adesso andiamo in Parlamento per parlare di Made in Italy con Stefano Candiani. Qui Parlamento. Prego, Enrico. Per la Lega, ringrazio Presidente. Onorevole Ministro, Stefano con Candiani. procedura aperta e telematica, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto una gara per la fornitura di capi di vestiario destinati alla Polizia di Stato, articolati in più lotti, tra cui il numero 9, relativo alla fornitura e alla produzione di 60.000 camicie bianche per divisa ordinaria. In sede di chiarimenti è stato chiesto se il ciclo produttivo, tessitura, taglio e confezione potesse svolgersi anche in paesi extraeuropei con riferimento ad Egitto, Cina e Bangladesh. L'amministrazione ha risposto affermativamente, richiamando anche una recente sentenza del Consiglio di Stato. Tale scelta appare in contrasto con i principi politici, economici e strategici, specie per forniture così simboliche come le divise delle forze di polizia, che dovrebbero riflettere anche l'identità produttiva della nazione. Per tali ragioni, il gruppo Lega Salvini Premier interroga il Ministro per sapere quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intende adottare per garantire la tutela del Made in Italy nelle gare pubbliche, specie per beni strategici come le divise di polizia, anche attraverso clausole speciali e requisiti minimi di produzione nazionali. Grazie onorevole Candiani. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha facoltà di rispondere. Prego, la promozione e la difesa del Made in Italy rappresenta una priorità del Governo, anche attraverso gli strumenti della politica industriale e degli appalti pubblici. Non a caso la prima legge organica che ho promosso durante il mio mandato è stata quella sulla valorizzazione, promozione e tutela del Made in Italy. Il tema sollevato dall'interrogante non è certamente nuovo e il Governo ha già fatto molto in proposito. Il vigente codice dei contratti pubblici contiene infatti disposizioni a tutela della produzione nazionale. Segnalo in particolare la disposizione di cui l'articolo 170 relativa alle offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi, il quale ha istituito un sistema di preferenza dei prodotti comunitari. Inoltre il nuovo codice è intervenuto anche nel disciplinare il contenuto specifico dei disciplinari di gara e dei vari capitolati, articolo 87,3, che di fatto favorisce le aziende in possesso di specifiche certificazioni che rispondono maggiormente a criteri di sostenibilità sociale e ambientale. La sentenza del Consiglio di Stato del 2 maggio di quest'anno appare coerente e adesiva a quanto previsto dal Codice in materia di tutela del Made in Italy, poiché infatti nello stabilire come non sia possibile vietare in via generale e astratta l'accesso al mercato interno di imprese straniere al mercato unionale degli appalti pubblici, ha riconosciuto alla stazione appaltante ampi margini di discrezionalità, seppure previa idonea motivazione, laddove, in relazione alle esigenze di interesse pubblico sottese ad uno specifico affidamento,
essa ritiene di dover escludere taluni operatori economici extraeuropei in ragione di quanto consentito nei documenti di gara. In ogni caso il Governo ha affrontato più nello specifico il tema delle gare pubbliche nell'ambito della legge 27 dicembre 2023 sul Made in Italy che prima richiamavo in premessa. L'articolo 16 contiene previsioni volte a valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani e a promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese anche di prossimità alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'articolo 16 della legge prevede l'adozione di linee guida volte alla concreta individuazione di parametri di qualità dei prodotti e di aspetti relativi alla sostenibilità e al necessario rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro che le stazioni appaltanti possono considerare tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il lavoro di stesura delle linee guida è stato complesso, poiché ha coinvolto le associazioni, la conferenza unificata e le altre amministrazioni, ma siamo finalmente arrivati al traguardo. Ieri le ho firmate e le ho trasmesse per la firma al Ministro Salvini e al Ministro Pichetto Frattini per il concerto. Una volta pubblicate le linee guida, costituiranno un riferimento importante per le stazioni appaltanti nel lavoro di stesura dei bandi. Grazie signor Ministro. Il Ministro ha ricordato che ieri ha firmato le linee guida per garantire Ministro, la qualità certo nelle gare avremmo d'appalto. avuto soddisfazione nella sua risposta, perché l'indirizzo politico dell'azione di governo e della maggioranza di cui la Lega fa parte, che sostiene il governo, non può che essere confermato, e quindi il Made in Italy deve essere privilegiato nelle forniture, soprattutto quando si tratta di forniture particolarmente importanti e anche simboliche come quelle legate alle divise delle forze dell'ordine. Non possiamo permetterci, guardi Ministro, vengo da una terra, la Lombardia, la provincia di Varese in particolare, che ha una storia molto profonda legata alla tessitura, che ci sia una concorrenza sleale da parte di paesi che possono produrre con costi minori rispetto alle nostre imprese che hanno ovviamente dei vincoli maggiori, ma una concorrenza sleale per di più applicata alle forniture importanti come quelle a cui riferivo prima, quelle delle divise delle nostre forze dell'ordine. Ci sono obblighi ai quali le nostre imprese sono sottoposti, penso anche all'obbligo che viene richiesto alle imprese per le forniture legate alla Polizia di Stato, che è quello legato all'articolo 28 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. Sono vincoli importanti che devono essere rispettati, ma ancora di più occorre quel concerto a cui lei faceva riferimento, che garantisca che le forniture prossime a venire siano necessariamente a partire dal Made in Italy, il fatto in Europa, ed eventualmente, se non ci sono alternative, oltre, ma non il contrario. Non possiamo consentire che qualche fornitore, per riuscire a guadagnare meglio e a speculare sulle forniture, faccia andare in crisi le produzioni nazionali fatte in Italia, nel caso specifico legate alla produzione e confezionamento delle divise delle forze dell'ordine. Non può essere solo una questione di prezzo, è una questione politica. La Lega ritiene che il governo si stia muovendo e debba muoversi con maggiore determinazione per garantire il Made in Italy nelle forniture legate alle nostre forze dell'ordine. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lascia cantare il mare, forse sa qualche cosa che io ancora non so di me. Se il cuore è un'astronave, portami fuori dalla mia mente, fuori dai cliché mentre il sole scotta. Quest'aria giusta, una giornata storta. Voglio solo ballare un'altra volta. Ho ancora voglia di te, insieme è più facile. E amore globale, lascia andare via la nave. Siamo noi la vera marea, che estate sarà un po' anche mia. Prima che voli via, voli via, voli via, voli via. Solo 2 settimane non mi bastano per scappare, non mi bastano per scaldare questa vita che esploderà.
Cosa ci importa se la notte finirà? C'è un giorno nuovo per trovare il lato comico. Brilleremo pure se non siamo star. Ho ancora voglia di te, amore globale. Lascia andare via la nave, siamo noi la vera marea. Che estate sarà un po' anche mia. Senti come pompa Angela Di Donato con la nuova canzone intitolata Globale. Lei arriva da Pescara, classe 2007, cantautrice, interprete, ma non solo. Uella si balla con Angela Di Donato e la sua Globale. Il buon mattino rinnovato, Sammy Varin con voi certamente. Vi dicevo versione shirt del nostro Potere al Popolo, ma adesso abbiamo un ospite che merita assolutamente. Torna con noi un imprenditore brillante, ma soprattutto un importante esempio di immigrazione utile. Abbiamo con noi Ciprian Lupu. Ciao! Ciao Semi, ciao, buongiorno. Io ti ringrazio che ogni tanto fai una chiacchierata con me, perché tu sei davvero l'esempio dell'immigrato che arriva nel nostro paese e impara, si integra, ma addirittura poi offre lavoro al territorio dove viene ospitato. Tu sei diventato ormai da tempo direttore di un grande e prestigioso hotel, il Palace Hotel Città di Arco in provincia di Trento, e insomma le cose sono andate bene rispetto ad altri che arrivano nel nostro paese e non fanno assolutamente nulla, molto spesso per scelta. Diciamo che la tua è stata una scelta vincente e stai facendo da esempio per molti altri immigrati, non soltanto che arrivano dal tuo paese, adesso ci dirai da dove esattamente. Diciamo che forse qualcuno dovrebbe un attimo avere voglia di lavorare, ma questa è una polemica che dico soltanto io. Ciprian, raccontaci un attimo da dove sei arrivato e come hai fatto. Ma sì, io ho arrivato dalla Romania, sono arrivato 26 anni fa. L'immigrazione è un'esperienza profonda che ti cambia un po' per sempre. Chi lascia, sai che non è facile, chi lascia tutto per ricominciare certo. Non lo fa mai, è un cuore leggero comunque, sai, lasciare il paese nativo, venendo qua avevo 18 anni, non è stato facile. Per quanto riguarda l'immigrazione, sì, troppo spesso qua in Italia, non lo so, ho l'impressione che la politica affronta il tema con superficialità o anche pregiudizio. Certo. Io credo che l'integrazione si costruisca con il rispetto reciproco e con il riconoscimento del valore umano e professionale di ciascuno. Questo è il mio consiglio. Vero. Guardare alle persone prima che ai numeri e anche sentire le loro storie prima di giudicarli. Comunque diciamo che io sono riuscito a fare la mia strada, ecco. E che bella strada, e che se qualcuno è curioso della strada di Ciprian Lupu, una bella strada, ripeto, a differenza di altri che si perdono o che non vogliono assolutamente fare nessuna strada, ma approfittano di questo fatto di essere immigrati per fare il bello e cattivo tempo e a volte non vengono puniti come si dovrebbe. Signori, Ciprian Lupu racconta la sua storia in un libro, Paradiso Inferno, andata e ritorno, una storia anche molto personale, te ne sono capitate di cose veramente da raccontare, un libro che ha avuto un successo che forse non immaginavi neanche tu, ragazzi, tanto che adesso ha in cantiere un secondo progetto editoriale. Spiegaci cosa bolle in pentola. Sì, anche questo è vero. Sto lavorando a un secondo libro che rappresenta in un certo senso la prosecuzione del primo. Nel primo, dopo aver raccontato il dolore, la caduta, il caos interiore, ma adesso sentirei anche il bisogno di parlare un po' della rinascita. Lo racconterò con delle parole un po' più mature, più introspettive, dove cercherò di mettere a fuoco la ricostruzione, la conquista di una nuova serenità. Non sarà solo un racconto personale, ma anche un invito alla speranza per chiunque stia attraversando un momento buio
perché io purtroppo veramente di momenti bui ne ho attraversati, ma come al solito che ce lo fate, ne sono uscito fuori. È una speranza, certamente. È un libro riservato a tutti coloro che riescono in qualche modo a uscire da un momento terribile e possono guardare avanti. Paradiso, Inferno, andata e ritorno, Ciprian Lupu. Tra poco ne sentiamo anche qualche secondo letto dall'attore Marco Bellini. Ma intanto ho letto che questo libro sta per essere tradotto anche in Romania, e quindi diciamo che è un sogno bellissimo. Ma a proposito di sogni, io leggo qui che stai pensando anche di realizzare un film o una fiction estratta da questo libro, è vero? Sì, anche questo è vero, anzi sarebbe proprio, sai, l'incoronamento di tutta la mia vita è il sogno che sto cercando di concretizzare. Ho già scritto un teaser e sto lavorando con alcuni professionisti del settore per trasformare il racconto proprio in una sceneggiatura. E dove potresti girarlo? Quali ambientazioni sceglieresti? Ma assolutamente dobbiamo tornare un po' dove ho vissuto, sicuramente in Romania, perché secondo me solo lì che si potrà proprio capire il senso di quello che ho vissuto, e giustamente anche in Italia, che è diventato il mio paese, ecco, diciamo così, assolutamente sì. Ci sarebbe anche da andare, non lo so, si parlava anche della Turchia, Jugoslavia, dove io ho vissuto per anni, ma bisogna vedere un po' come vanno le cose. Dai. Oh, signori, ve l'ho detto, prima di tutto mandiamo un grande saluto a tanti tuoi connazionali che vivono e lavorano nel nostro paese e come te magari anche da tanti anni. Sentiamo un file audio di pochi minuti dell'attore che ringraziamo e salutiamo, Marco Bellini, nostro vecchio amico, per darvi un esempio di questo libro di Ciprian Lupu che potreste portarvi sotto l'ombrellone nelle prossime settimane. Paradiso, Inferno, andata e ritorno, e che racconta proprio di un riscatto da un momento buio, terribile, con tantissimi guai che ti capitano addosso. Se ne esce e si riesce finalmente a ingranare la marcia. Sentiamone un estratto. Mi sentivo come non mi ero mai sentito in tutta la mia vita, orgoglioso, importante, amato. Mio padre mi guardava come si guarda un prodigio. Per la prima volta avevo l'impressione di esistere davvero per lui, non come un peso, ma come un figlio. Ridevamo tutti, anche la mamma. Sembravamo una famiglia normale, una di quelle famiglie dove si cena insieme, ci si abbraccia, ci si protegge. E io in quella illusione ci ho creduto. E poi è arrivata quella domenica. La mamma era andata in campagna con i miei fratelli. Io ero rimasto solo con lui, papà, il mio nuovo papà, quello sobrio. Andiamo alla partita, mi disse. E io ero al 7° cielo. Non stavo più nella pelle. Era la prima volta che passavamo un pomeriggio tutto nostro. Uscimmo in anticipo, troppo in anticipo. Lui guardò una vetrina, un bar. Entriamo solo un attimo, ci scaldiamo, disse. E io che ne sapevo? Avevo 4 anni e mezzo. Appena dentro l'odore mi colpì. Fumo, sudore, alcol. Papà appoggiò sul bancone la banconota che la mamma gli aveva dato, quella che serviva per la partita. Bevo solo un bicchierino e poi andiamo. E invece no. 1 diventò 2, poi 3, poi 4. Il suo sguardo cambiava, il sorriso si scioglieva. Io lo tiravo per il cappotto. Papà, la partita! Ma lui mi scacciava come una zanzara. Cercava altri soldi, altri bicchieri, e io stavo lì, piccolo, seduto su uno sgabello alto, con i piedi che non toccavano terra
e l'anima che affondava. È lì che ho capito che non era finito niente, che tutto quello in cui avevo creduto era solo una pausa nella condanna. Non c'è niente di peggio che credere che un incubo sia finito, perché quando ci credi davvero, quando abbassi la guardia, è proprio allora che arriva il colpo più forte e non ce la fai. Ti si spezza qualcosa dentro, una parte di te muore per sempre. Questo è l'audio dell'attore Marco Bellini, estrapolato dal libro di Ciprian Lupo, Paradiso, Inferno, Andata e Ritorno, un dramma di famiglia che magari è capitato anche ad altri di voi, magari vi ritrovate in queste righe. Ciprian, immagino appunto che tu sia soddisfatto perché in molti hanno condiviso con te queste emozioni acquistando il tuo libro, che è ancora in distribuzione, lo si trova facilmente, immagino, anche su Amazon. Sì, assolutamente, si trova sulle varie piattaforme di vendita online. Sì, assolutamente si trova. E quindi in attesa della nuova pubblicazione chi vuole qualcosa di veramente diverso dai soliti libri che trovi in libreria, Paradiso, Inferno, Andata e Ritorno di Ciprian Lupo. Chiaro che se ci seguite dalla zona di Trento fate prima a passare dal Palace Hotel Città di Arco, me lo salutate visto che lui è direttore lì, e magari li trovi anche una copia più velocemente. Grazie Ciprian. Grazie Sammy, grazie sempre per l'invito. Alla prossima. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Davvero una bella persona. Appuntamenti da non scordare, targati Lega sul territorio. Oggi è giovedì 24 luglio e proprio quest'oggi il generale Vannacci con Italo Bocchino, un dibattito aperto al pubblico a Viareggio in provincia di Lucca presso il Grand Hotel Principe di Savoia. Oggi pomeriggio ore 18:30 il salotto del principe. Se siete in zona Viareggio, Lucca, Toscana, arriva il generale Vannacci, ore 18:30, Grand Hotel Principe di Piemonte, chiaramente. Se avete parenti o amici che sono lì in zona, è il caso di farci un girettino. Colico, Palalegnone, non questo weekend ma il prossimo, 1-2 agosto, il Festival Lago e Valli, la festa provinciale della Lega Salvini Premier, e a Colico l'1 e 2 di agosto con servizio di ristorazione ogni sera e la presenza di importanti personalità politiche. Palalegnone, Viale Padania, Colico, a 2 passi dall'Eco, con la bella arietta del lago. Le feste della Lega sul territorio, che io leggo bene, sì, dal 21 al 25 agosto, Verdello, area feste, via Andrioletti. Il 23 agosto, Algua, centro sportivo di Rigosa. Dal 22 al 31 agosto, Bolgare, Parco Nochetto. Queste sono soltanto alcune delle feste della Lega in provincia di Bergamo, che chiaramente confluiranno poi nel grande festone di Pontida. È il 21 di settembre, poi magari vi dico qualche gadget, vedremo. Intanto però c'è Claudio Borghi Aquilini, CQ, Claudio Borghi Aquilini è proprio questa sera a Calolzio Corte, proprio a 2 passi da Pontida, ma più verso Lecco, ore 20:45, questa sera al monastero di Santa Maria del Lavello in via Padri Serviti 1. Claudio Borghi presenta il suo libro 20 anni di sovranismo, ma domani 25 luglio Claudio Borghi sarà a Catanzaro Lido, cioè, capisci? Un viaggettino da nulla, ma magari qualcuno in ferie proprio lì. Ore 18:30, Claudio Borghi domani venerdì al chiosco in via Gaspare Toraldo a presentare il suo ultimo libro. Tra gli appuntamenti da non scordare, mettete in calendario 31 luglio, ore 21, Matteo Salvini alla festa della Lega Romagna a Cervia, attiva da giovedì 31
a domenica 3 agosto, la prossima settimana. Sto per andarmene, sì, sto per andarmene, ma aspetta un attimo, dai, solo un attimo per ricordarti che c'è Alessandra Locatelli questa mattina in Molise, a Mont'Aquila, a Pozzilli, e poi a mezzogiorno incontra le associazioni del territorio al Parco Tecnologico in via dell'Elettronica, sempre in quel di Pozzilli. Signori, me ne vado, grazie per il gentile ascolto, grazie a Simone 1, Simone 2, CQ, io torno, è una minaccia, domattina alle 7:30.